Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori e Tradizione presenteremo la ricetta filettino di maiale in crosta di speck e verdurine mediterranee. Ingredienti per 4 persone: 400 g di filetto di maiale, 100 g di speck a fette, 50 g di olive taggiasche, una zucchina, 50 g di pomodorino, prezzemolo e farina. Allora iniziamo a pulire un po' del grasso la nostra carne, dopodiché iniziamo a tagliarlo a piccoli tocchetti di questo spessore. E mettiamo un poco di pepe, pochissimo sale perché poi lo speck sarà salato, e aggiungiamo un poco di farina 00. Dopodiché rosoleremo il tutto in padella. Procediamo a rosolare per bene la nostra carne da entrambi i lati, al fine di far permanere all'interno i succhi della carne per mantenerla sempre morbida. Che la nostra carne sta rosolando in padella, noi tagliamo le nostre zucchine in piccole fettine. Stessa cosa facciamo con i nostri pomodorini, che li taglieremo leggermente a spicchio. Dopo aver rosolato la nostra carne, mettiamo i nostri filetti su di una spianatoia insieme al nostro speck tagliato a fettine. Lo rotoliamo su se stesso, come a formare una specie di involucro. All'interno della nostra stessa padella dove abbiamo rosolato la nostra carne, aggiungiamo all'interno la nostra zucchina e il nostro pomodoro per farle rosolare. Aggiungere le olive e i nostri filetti. Alzare il fuoco, fare rosolare leggermente e aggiungere un po' di brodo vegetale e far cuocere a fuoco lento coperto per circa 10 minuti. Il nostro filetto, adesso procediamo ad impiattare il nostro filetto. Metteremo circa 3 a porzione. Aggiungiamo il nostro condimento mediterraneo con le nostre zucchine e pomodoro, ed infine il nostro sughetto di riduzione. Completiamo il tutto con un trito di prezzemolo. Il piatto è servito.